sulle note di questa magica canzone cantata dalla grande Fiorella Mannoia e noi ci colleghiamo con Andrea. Pensate, qualcuno magari potrebbe dire che è stata volutamente, poi avremo modo di far comprendere anche questo, come a volte l'energia collega tante cose. Beh, in primis vorrei salutare la Rosanna che ha permesso questo incontro del canale La Forza dell'Amore. Poi la registrazione di questo evento sarà appunto postata su quel canale, sul canale La Forza dell'Amore. Andrea, ci sei? Eccomi, ci Eccolo sono. qua, è Buongiorno Andrea Archina. Luciano. Buongiorno Luciano, buongiorno soprattutto a tutte le ascoltatrici e anche gli ascoltatori di Radio Gamma 5. Pensa che in effetti, pensate anzi, si parlava fuori diciamo dalla diretta e questa canzone voleva chiedere lui di far ascoltare questa canzone, Andrea. Ed è entrata così, prima ancora di uno dice oh ma vi siete messi d'accordo e invece proprio non è così, vero? Sì, assolutamente, ma in realtà uno molto spesso parla di coincidenze, a me piace chiamarle più sincronie, quando l'universo, insomma, quando siamo noi accordati con l'universo, le cose fluiscono e sono molte, insomma, quelle che appunto chiamiamo comunemente coincidenze, in realtà sono proprio degli allineamenti, vuol dire che stiamo tutti quanti fluendo verso la stessa direzione in modo molto armonico e quindi insomma questa canzone ne è una testimonianza. Ecco. Anche perché oggi è un giorno, sì, diciamo, è giusto anche dare come punti di riferimento, però poi devono essere continui nell'arco dell'anno, nel senso tutti i giorni il rispetto e quant'altro, perché altrimenti si no, insomma, dice sì, aspetto quel giorno, faccio festa, diventa commerciale, però poi alla fine ritorno a essere il cattivo di sempre, ecco. Sì, poi diciamo che in realtà sono tante le cose che ogni giorno in qualche modo celebriamo, ci sono moltissime giornate, insomma, dedicate a situazioni magari più di fragilità. Come dicevi giustamente tu, il tema è il rispetto. Se tutti i giorni rispettiamo gli altri come vogliamo essere rispettati noi, beh, forse tutte queste giornate non sarebbero nemmeno più necessarie, ecco, perché vige un principio che possiamo applicare a qualsiasi tipo di contesto, a qualsiasi tipo di situazione, ma visto che non siamo ancora in quel mondo ideale, e non dico a caso ancora, perché insomma ci arriveremo prima o poi, è giusto insomma avere dei giorni nei quali ci concentriamo più Sì, sul riflettere su alcuni temi, di appunto la riflessione. giornata di oggi. Mm-mm. Allora, in primis, una cosa, a prescindere da Rosanna, che ringrazio di nuovo, ha dato un Assolutamente, tema un non grande indifferente, che è appetito. un sindaco sulla via del risveglio. Allora, in primis, chi è Andrea Archinà? È il sindaco di un comune piccolino, fra virgolette piccolino, perché è sui 12.000 abitanti, mi sembra aver detto, però Sì, ha una posizione e qualcosa di magico all'interno del suo comune. E allora, se vuoi dare tu una piccola infarinatura di questo sì. comune della provincia di Torino, insomma, ecco. Beh, sì, ve lo presento, insomma, Avigliana è un comune a circa 25 km da Torino, in direzione ovest verso la Francia, è proprio all'imbocco della Val di Susa, molti la conoscono per tutta una serie di questioni che Sì, peraltro sono la calde in radio questi la giorni conosce legate, benissimo. le questioni legate al TAV, ma in realtà è una valle straordinaria, una valle anche magica per certi versi, energeticamente insomma molto importante, si trova sul crocevia di una serie di linee che non sono solo quelle infrastrutturali e viabilistiche ma anche energetiche. E non a caso anche Avigliana, al di là del fatto che diciamo, il monumento simbolo della regione Piemonte, appunto la Sacra di San Michele, si trovi per competenza sul comune di Sant'Ambrogio, ma è comunque sempre stato il comune a cui è associata, come dicevo prima, la Sacra di San Michele, quindi questa abbazia millenaria che appunto è stata dedicata all'Arcangelo
Però, come dico sempre io, che per me insomma è considerato un po' il principio maschile, è però associata anche a due laghi di origine glaciale, il lago Grande e il lago Piccolo, che rappresentano il nostro, diciamo, cuore verde, sono tutelati da un parco appunto naturale, un sito di interesse comunitario, quindi un luogo meraviglioso, insomma, in cui la natura incrocia anche un po' poi alla fine l'insediamento umano, perché poi a partire soprattutto dall'anno 1000, anche se abbiamo delle diciamo, preesistenze sia romane ma anche preistoriche, diciamo, è associato da sempre un po' alla famiglia Savoia, perché è diventata una delle roccaforti più importanti quando appunto i Savoia si affacciano al di qua delle Alpi, quindi cominciano a mettere un po' un piede sulla penisola italiana. E quindi diciamo Avigliana deve insomma la sua centralità alla sua importanza alla strategia, soprattutto quella militare, perché governava appunto questi passaggi sia commerciali ma anche artistici, quindi è una città con ricchezze culturali e artistiche molto importanti, proprio perché insomma un po' associata alla famiglia Savoia, ma anche perché era appunto un luogo pieno di botteghe, anche insomma di artisti importanti. Noi l'abbiamo ribattezzata, così sintetizzo, la città medievale dal cuore verde, e quindi io faccio anche uno spot, insomma, a venirla a visitare, perché insomma Ecco, è uno merita dei bei di borghi tutta la valle. italiani che si possono visitare, e nonché visitare anche la Sacra di San Michele, che Assolutamente. eh, ha ha un'energia non indifferente. Io non ci sono mai stato, però mi riprometto di venire anch'io lì. Comunque so che anche sia Marica Moretto, che presumo che hai avuto modo di conoscerla, Assolutamente sì. e anche altri personaggi che sono sul canale Telegram che hanno Sì, raccontato, c'è qualcosa di magico lì. sì, sì, vero. Sì, beh, come dicevo prima, insomma, per noi, almeno per me, è un po' la compresenza di questi due elementi, no? La sacra come elemento, diciamo, maschile, e l'acqua invece dei due laghi come elemento femminile, è proprio un luogo che abbraccia e intreccia, direi potenzialmente in maniera armonica, insomma, questi due elementi sono fondamentali, sono quelli che abbiamo tutti quanti noi, insomma, oggi sì, celebriamo la donna, ma celebriamo anche un po' quella parte femminile che è in ognuno di noi. Quando le parti sono in equilibrio, tutto fluisce, come dicevo prima. Quando un po' sono disallineate è chiaro che abbiamo forse qualche disorientamento. Ed è evidente che qui quel principio, appunto, con la presenza dell'Arcangelo Michele è molto forte, quello maschile, ma è un principio anche di giustizia, di equità, insomma, di uguaglianza, che sono un po' tradizionalmente, diciamo, i valori attribuiti all'Arcangelo. E dobbiamo dire anche un'altra cosa che molti magari conoscono, il fatto che non sia un santuario, diciamo, isolato, ma faccia parte di quella linea micaelica, che in realtà diciamo, inizia con Skellig Michael in Irlanda, dove sono stato peraltro, che è proprio uno scoglio quasi in mezzo all'oceano, diciamo, sulle rive che si affacciano sulle rive dell'Irlanda dell'Ovest. Poi prosegue a San Michael Monte in Cornovaglia, tocca poi Mont Saint-Michel, un altro luogo, diciamo, straordinario dedicato all'Arcangelo, arriva alla Sacra di San Michele, qui che diventa proprio il cuore. Poi prosegue a Monte Sant'Angelo in Puglia, dove è iniziato, diciamo, tutta la storia legata al culto dell'Arcangelo Michele in Europa, con delle apparizioni, e poi prosegue sull'isola di Simi, in Grecia, vicino Rodi, e termina sul Monte Carmelo a Gerusalemme. Quindi questa linea, che si dice essere in realtà, che è una linea assolutamente retta, quindi in epoche differenti sorgono questi santuari dedicati all'Arcangelo, ma in maniera assolutamente non calcolata, ma insomma chi vuole può trovare tranquillamente molte notizie su internet. È evidente che qui ci sia un disegno molto più alto, se si tiene conto che lungo questa linea ci sono tutta una serie di
santuari minori che sono perfettamente allineati, e che quindi formano questa linea, diciamo, energetica molto importante, che insomma trasmette anche qui sulla Terra quelli che sono appunto i valori anche, insomma, di protezione, anche un po' battaglieri, ecco, perché Michele non è un arcangelo, diciamo, che non sfrutta in qualche modo l'azione, quindi ci richiama anche un po' ad agire oltre che a riflettere. Non è poco, perché in effetti nati così casualmente, fra virgolette, sempre perché c'è tutto un disegno, io ne sono convinto, anche se non posso dimostrare certe cose, però all'interno di noi possiamo percepire se qualcosa, perché noi ce l'abbiamo già scritta dentro, solo che non sappiamo, non la ascoltiamo, non ce ne rendiamo conto, e magari un domani, quando riusciremo ad arrivare al punto giusto, capiremo che c'è tutto questo disegno specifico per portarci alla luce. Lo so, può sembrare banale, però è un mio sentito questo. Beh, in realtà è un sentito ormai di molti in questo periodo storico, se pensiamo a quanto tutta una serie di temi non venivano anche solo trattati fino a 20-30 anni fa, cioè negli ultimi 2 o 3 decenni abbiamo avuto un'accelerata nell'andare ad approfondire certi temi e ad averne familiarità. Già solo il fatto, e vi ringrazio davvero per questo spazio, che ne possiamo parlare oggi, diciamo, in radio, associando magari ad un'esperienza molto più concreta e pragmatica come quella del quotidiano di un sindaco, è già un grandissimo passo avanti. Quindi questo vuol dire che un po' i tempi sono maturi. Poi io dico sempre che ognuno ha un suo passato altro di vite precedenti, avrà un suo futuro altro di vite successive, e ognuno si trova esattamente nel momento e nella vita che ha programmato e che ha scelto in qualche modo di portare avanti. Per molti questa vita è una vita anche di risveglio, quindi non a caso, insomma, il titolo diciamo, di questo momento di confronto, di narrazione di oggi, perché effettivamente molti stanno sentendo qualche cosa premere e stanno, insomma, comprendendo che c'è molto di più rispetto a quello che, insomma, ci è stato narrato fin da piccoli. Quindi non è ormai infrequente, anzi, ascoltare storie di persone, come anche un po', diciamo, nel mio caso, che ad un certo punto è come se ci scattasse, diciamo, un interruttore e dicesse: no, forse tutto quello in cui ho creduto, mi è stato raccontato fino ad oggi, non mi quadra più tanto. E allora da lì in avanti nasce un percorso sicuramente non semplice, in cui uno cerca di mettere un po' al posto giusto tutti i tasselli e le tessere del puzzle, ed ecco che, insomma, appare, diciamo, progressivamente un quadro molto diverso, ma anche molto, diciamo, incoraggiante e, insomma, entusiasmante per certi versi. Perché in effetti, vedi, capita a volte che, parlando con le persone, specialmente in questo momento storico qui che ci troviamo, con quello che sta avvenendo attorno a noi, e che ultimamente qui sembra che vogliano mettere sul fuoco tanta di quella carne che quando ne metti troppa si brucia tutto. Mhm. Vogliono proprio portarci, diciamo, ad aumentare la paura e l'insicurezza e via di seguito. Ecco, il messaggio, quello più importante, è questo, secondo me, riuscire a trasmettere, grazie anche a te e anche a altre persone. Perché io pure dico a volte: ma io cosa posso fare per riuscire, diciamo, a uscire da questo tunnel, da quello che ci stanno portando, ci stanno facendo vedere, e quant'altro? Perché io non posso andare in Palestina, non posso andare in Iran, e l'unica cosa, posso fare qualcosa vicino a me, dentro di me. Sì, è così, ed è un po' proprio quello che in qualche modo mi ha mosso poi ad un certo punto a decidere pure di fare il sindaco, che vi assicuro non è un'esperienza propriamente facile, ma come dicevi tu, a un certo punto io, insomma, ho studiato giurisprudenza, peraltro non a caso, quello è un valore legato anche, insomma, all'arcangelo, a cui mi sono sempre in qualche modo sentito legato, ma a un certo punto, quindi sono diventato avvocato, dicevo: beh, mi aspetta una vita di professione,
eccetera, soddisfazione anche personale, tutta una serie insomma di valori che appunto ci vengono a volte sempre un po' inculcati, ma a un certo punto ho detto, ma io non posso pensare che tutte le varie cose che ho imparato anche fino ad adesso, perché sono sempre stato anche uno molto curioso, molto diciamo attivo anche nella vita sociale del mio comune, si possano fermare a me, cioè o c'è una ricaduta, anche una condivisione nei confronti degli altri, un aiuto, anche seppur piccolo, a aiutare gli altri a stare meglio, o altrimenti insomma mi sembrerebbe di sprecarla un po', no, questa vita. E quindi è proprio questo secondo me la spinta e la chiave, ma cominciare diciamo dal piccolo, nel senso che quanti conflitti, senza arrivare appunto a sparare missili un po' a destra e a manca, alimentano delle conflittualità e nel nostro quotidiano e nel quotidiano delle nostre comunità, e quanto questo influisce sul fatto che le cose effettivamente non vanno bene così come ci si aspetterebbe. Io credo che la chiave sia proprio nel cominciare ad analizzare le nostre 24 ore, a capire quanto disarmiamo conflitti e quanto invece in qualche modo li alimentiamo. E questo dipende tutto da una concentrazione e da quanto in qualche modo anche lavoriamo sul nostro ego, quanto diventa fondamentale averla sempre vinta. Se noi cominciamo a ragionare su questo e cominciamo a ragionare sul fatto che più alimentiamo questa conflittualità e più i primi a stare male siamo in qualche modo noi, perché cominciamo a rimuginare, ad avere mal di stomaco, ad avere tutta una serie di, diciamo, di rallentamenti, allora vediamo che in qualche modo possiamo invertire la tendenza cominciando a farlo dal nostro piccolo. Poi io dico sempre, io non conosco tutta la storia del Medio Oriente e quindi mi permetto anche di non giudicare quello che succede in Medio Oriente, quello che succede in luoghi in cui io non sono nemmeno mai stato. Certo, sarebbe bello essere, diciamo, edotti su tutto, aver studiato tutta la storia del mondo e poter agire in maniera anche consapevole su luoghi che sono anche molto lontani da noi. Ma se non possiamo padroneggiare quella situazione, forse è meglio in qualche modo tacere, e su questo mi riferisco in particolar modo ai social, che sono diventati, diciamo, il luogo nel quale ognuno alimenta il proprio ego dicendo un sacco di cose di cui obiettivamente non sa, e con il rischio di alimentare ulteriormente quella conflittualità che poi porta ad esacerbarsi e quindi agli scontri che sono sotto gli occhi di tutti. Pensa che io faccio Piffero era nel saggio quello La fattoria degli animali di Orwell, che era nato più che altro perché c'era la Russia che lì con l'avvento di Stalin e altro, via di seguito, il brano era inerente a quello. E Piffero era addetto appunto alle pubbliche relazioni, riusciva, diciamo, a trasmettere informazioni che non erano vere, via di seguito, e riusciva a abbonire, la faccio in breve per dire. Ecco, Piffero era perfetto, è il perfetto social, che ti fa vedere cose che non sono vere, però te le fa vedere in un modo talmente che ti sembrano vere, e lì cadi in quel girone, e uscirne è molto difficile se non si ha la mente pulita. La mente pulita la si ha dai cattivi pensieri e dalle paure, e a volte anche l'alimentazione aiuta, diciamo, a avere una mente, però i rancori anche col vicino, che sembrano banalità a mio avviso, questo è il mio sentito, e a volte anche con la sfera sia familiare che parenti e via di seguito, comportano ad avere poi dei pensieri negativi, e quando hai pensieri negativi perdi la razionalità e anche la lucidità. Questo è quello che mi sento io. No, è assolutamente vero, e del resto diciamo che la diffusione dei social non è qualcosa di diciamo, incoerente con un certo tipo di strategia che da ormai millenni governa il mondo. Sono solo forme di conflitto, di conflittualità differente, che hanno ovviamente anche diciamo, degli aspetti positivi. Io attraverso Facebook banalmente ho ritrovato tante persone con le quali c'era un bellissimo rapporto, ma che per esempio si erano perse di vista. Quello è un aspetto positivo, era anche forse l'aspetto più interessante, ma vediamo poi come negli anni in qualche modo è degenerato. Ecco, quindi innanzitutto
sono delle forme anche, diciamo, di distrazione di massa, perché quanti dei contenuti noi oggi vediamo sui social ha una portata, diciamo, positiva, quanto invece è semplicemente una perdita di tempo e quanto invece insomma, arriva alle estreme conseguenze di alimentare quella conflittualità. Il tema, e questo per esempio riguarda anche, diciamo, oggi l'intelligenza artificiale, ecco, che è un altro temone che si sta affacciando anche al nostro quotidiano, non è lo strumento in sé, è, diciamo, come dicevi giustamente tu, la L'uso, sì. limpidezza di colui che lo utilizza. E quindi il tema oggi è diciamo, lavorare su se stessi perché tutte le potenzialità anche della tecnologia rispondano ad una chiarezza e appunto una trasparenza interiore, perché a quel punto si diventano veramente dei moltiplicatori di benessere e di bene. Dall'altro lato rischiano di portarci appunto in una spirale che abbassa sempre di più le nostre frequenze e che poi non ci fa in qualche modo affrontare anche la vita reale con i giusti presupposti, ecco. Vero anche quello. Io prima ho fatto ascoltare anche la canzone sempre della Mannoia, che è Il disertore. Sì, sì, Far capire che effettivamente il no, no, cioè noi il no ce l'abbiamo, possiamo usarlo. Se una cosa non ci va, non servono guerre, non servono violenze, no, basta usare il no. Dobbiamo imparare che abbiamo a disposizione questo no, con rispetto per tutto ciò che c'è attorno, però usiamo il no, se vogliamo a volte aiutare a fare anche dei cambiamenti. Sì, guarda, prima appunto facevo riferimento al tema dell'alta velocità in Val di Susa, che insomma è un tema che ci accompagna e così entriamo anche un po' nella parte più da sindaco, che accompagna questa valle da ormai 30 anni. Io dico sempre, perché poi è chiaro che tutto un certo tipo di immagine che ormai è associata alla valle, è associata anche al tema del Notav, è quella che ormai ha influenzato anche l'opinione pubblica più generale. Per fortuna ci sono molte persone consapevoli, ma ci sono molte persone che invece vedono in quell'immagine la stortura, la distorsione di un no che invece ha dei principi molto saldi. Ed è evidente che nella mia vita da sindaco, oltre appunto a rifuggire da qualsiasi forma di violenza, ho un altro tipo di responsabilità, che è quella di essere contrari per tutta una serie di ragioni che sono anche numeriche, banalmente, ma sono numeriche nel senso che sono gli stessi proponenti dell'opera che danno dei numeri che in qualche modo non sostengono la sua realizzazione, ma con, diciamo, una fermezza, una anche, diciamo, chiarezza nell'andare a definire quali sono in qualche modo le ragioni, e nel momento in cui queste ragioni vengono anche spiegate adeguatamente in modo in cui tutti quanti possono capirlo, guardate che quel no ha una forza, diciamo, molto, molto importante, perché le persone in qualche modo, anche se non consapevolmente, sentono che quel no è vero, è fondato, quindi non necessariamente bisogna sempre alzare la voce per avere ragione, non sempre bisogna alzare la voce per convincere, perché quando il ragionamento è puro, è fondato sulla trasparenza e la limpidezza, come dicevo prima, quella frequenza, cioè il no, si carica di una frequenza che arriva all'altro e l'altro comprende. È evidente che a qualcuno quella cosa lì non fa comodo e quindi distorce il no attraverso delle immagini associate che non dico che non ci siano, ma rappresentano una minimissima parte e rappresentano una distorsione che poi in qualche modo è alimentata anche da tutto quanto il sistema, da una parte e dall'altra, cioè basta vedere insomma tutta la narrazione che c'è stata dietro la vicenda di Askatasuna a Torino. Quindi Askatasuna in realtà è un luogo di riferimento per un quartiere appunto di Torino che ha visto in quel luogo lì tutta una serie di risposte dei bisogni sociali che per esempio non arrivavano dalle istituzioni.
Poi è evoluta la situazione, ma diciamo, gestire un certo tipo di situazione con un modo o nell'altro può cambiare profondamente l'impatto che avviene anche nella società e nella comunità, e scegliere diciamo, la violenza, la forza dura non porta mai diciamo, al bene, specie se quella risposta dovrebbe arrivare da delle istituzioni che si dovrebbero fondare su tutta un'altra serie di valori. Certo che sì, anche perché richiamo un altro detto del grande Gaber, che la democrazia è partecipazione, bisogna partecipare alla vita politica. Ecco che allora, se la vita politica è partecipata da parte di tutti, il no prende un peso non indifferente, appunto. È quello che... Sì, scusami, prego, prego. Sì, sì, no, dicevo, è quello che ha la forza poi alla fine, la partecipazione di tutti, cioè il coinvolgimento, essere copartecipi di questa vita. Sì, il tema è che in qualche modo fa parte sempre del disegno, secondo me, di alcuni diciamo, a impedire questo tipo di partecipazione, ma non in maniera così anche qui forzata, a indebolirla progressivamente, a far passare un po' la voglia, diciamo, di partecipare, perché poi in fondo noi siamo sempre circondati da una serie di mantra per cui le cose comunque non cambiano, diciamo, va sempre tutto peggio, a volte io stesso insomma sono abbastanza scoraggiato, però mi rendo conto che in realtà innanzitutto bisogna avere pazienza, e noi oggi non siamo abituati più alla pazienza, perché nel momento in cui scrolliamo un telefono e abbiamo delle risposte immediate, c'è proprio un tema anche di chimica diciamo ormonale del nostro corpo umano, per cui se siamo costantemente sollecitati attraverso strumenti che ci danno delle risposte immediate, è evidente che la realtà non per quanto possa avere qualche accelerata nell'ultimo periodo di manifestazione, il tempo, diciamo, del nostro pianeta è un tema estremamente lungo, quindi non possiamo pensare che a quell'impegno che magari noi diamo di tipo civico corrisponda necessariamente una gratificazione immediata. Questo ve lo posso dire per esperienza, perché ormai sono 14 anni che faccio l'amministratore pubblico, e immaginate un po' un ragazzo di 27 anni che inizia con tutti quanti gli slanci del caso, quando approda dentro, diciamo, una macchina comunale, insomma, a un certo punto ho detto no, scusatemi, ma io mi chiamo fuori. Perché effettivamente l'Italia poi insomma è anche abbastanza conosciuta per la sua burocrazia, e poi invece uno dice no, io non posso in qualche modo mollare, quindi lì deve scattare poi la determinazione, per cui la partecipazione ha bisogno di tempo, ha bisogno di sforzi, ha bisogno di sacrificio, che non è una questione negativa, ma se andiamo all'etimologia vuol dire rendere sacro il proprio tempo e il proprio impegno. E allora piano piano uno dice vabbè, sai, cominciamo a mettere un tassellino, poi un altro, la realtà comincia a cambiare e capisci che in qualche modo puoi influire su quella realtà, ma non puoi aspettarti che questo avvenga né sempre con onori, gloria e ringraziamenti, ma anche con il giusto tempo per far capire che quell'intuizione era fondata. Ecco, questo è quello che mi sento di dire. Pensa che anche questo mi riallaccio a un altro detto, io l'ho letto però non so se l'ha detto effettivamente o no, quindi però può avere anche questo il suo peso, era Enzo Ferrari che diceva non fare del bene se poi magari sei lì che aspetti che qualcuno ti ringrazi, Certo. l'ingratitudine, cioè ritorniamo, può essere se uno deve fare il bene perché si sente di farlo, poi anche il tempo è quello che è. Noi non possiamo, dicevi, pretendi che venga fatto subito, non è detto che verrà fatto subito, ha i suoi tempi di evoluzione, di metabolizzazione, di tutto quello che ci va. Ciò che ci manca è proprio la pazienza. Sì, è così, soprattutto appunto come dicevo in un'epoca come questa, però è proprio in un'epoca come questa che bisogna dare in qualche modo delle risposte diverse, tracciare
delle linee differenti, pensare che in qualche modo il mondo possa andare, c'è sempre anche una forma ovviamente di idealismo che non può diciamo mai diminuire, perché è tutto quello che ha mosso la nostra evoluzione e soprattutto l'associazione tra alti ideali e poi diciamo la concretezza del fare. E quindi in questo momento storico, peraltro, non possiamo, soprattutto coloro che hanno appunto si sono risvegliati un po' prima, hanno fatto insomma dei percorsi, gettare la spugna. Bisogna diciamo concentrarsi sul proprio circondario e bisogna invertire questa tendenza diciamo, alla non assunzione di responsabilità da un lato e, come dico io, anche alla delega in bianco, perché insomma condividerò una cosa che io ho sempre un po' pensato rispetto alla nostra diciamo genetica italiana, e noi siamo un po' abituati ad attribuire ad un altro la responsabilità del nostro benessere. Tendenzialmente siamo abituati ad avere grandi aspettative nei confronti di una persona sola. E quindi noi diciamo, quella persona risolverà, se pensate ai leader diciamo, politici italiani degli ultimi 2 decenni, 3 decenni, è sempre stato quello di dire ma lui o lei mi diciamo, salverà, mi aiuterà e io. Quando ci si accorge che una persona non può cambiare il destino corrispondente sempre alle aspettative di 60 milioni di persone, allora si dice non ha fatto quello che mi aveva promesso e quindi affosso quella persona e ne vado a trovare sempre un'altra, ma è un'altra che sarà sempre solo una e via discorrendo, e quindi questo diventa un circolo effettivamente vizioso. Che cosa ha fatto? Ha impedito alle persone di assumersi quella responsabilità del cambiamento o comunque diciamo, dello sforzo nel realizzare e di incidere diciamo, sulla realtà in base a delle proprie aspirazioni. Poi è chiaro che molte aspirazioni, visto che siamo tanti, sono a volte in conflittualità, ma è proprio da quella conflittualità e dalla sintesi che deriva dopo, se la si vuole trovare, che emerge una sorta di compromesso che è poi quello che guida l'evoluzione anche insomma, dei nostri comuni, delle cose che succedono, dei servizi che si mettono in pista che magari a volte sono innovativi, ma è quella volontà, uno, di spendersi, di assumersi un pezzetto di responsabilità, e due, di trovare una soluzione che è una sintesi in cui non è che vince uno e perde l'altro, ma in cui si cerca la soluzione migliore, che non sarà quella perfetta per uno o per l'altro, ma che risponderà ai bisogni della maggior parte di coloro che vivono nelle nostre comunità. E allora è lì che cambia, e il tema, a volte lo diciamo in maniera un po' come frase scontata, del fare le cose insieme, che poi cambia la prospettiva. Ecco, su questo c'è tantissimo lavoro da rifare, perché un tempo forse lo avevamo un po' più, diciamo, nella nostra abitudine, oggi sicuramente po' meno scontato. Guarda, io faccio un parallelismo al discorso dell'epigenetica. Con l'epigenetica si è capito che il pensiero può fare delle variazioni all'interno del nostro fisico, delle nostre cellule. Quindi se riusciamo a fare questo, quindi riusciamo diciamo, a eliminare, a superare determinate difficoltà o problematiche sul nostro fisico, e questo lo dicono i grandi, diciamo, fisici e quant'altro per quanto concerne la quantistica. Col pensiero riusciamo anche a cambiare altre cose. Possiamo cambiare proprio la nostra vita e cambiare quello che ci sta attorno. Però dobbiamo essere noi. E ritornando anche al discorso prima, se i nostri pensieri sono negativi, per forza di cose arrivano cose negative, brutte. Qualcuno mi scrive e dice, ma com'è possibile fare questo? Com'è possibile non pensare, se vediamo dal telegiornale delle scene, oppure pensiamo che ci siano presidenti che possono fare i salvatori di questa terra, che sono contro il male, anche lì ho avuto modo di sentire appunto tante persone che ritengono che Trump sia il salvatore, ma salvatore di cosa? L'interrogativo, e stesso dicasi anche per quanto può essere quello della Cina oppure della Russia o chi che sia, insomma alla fine loro non sono salvatori. Come hai detto tu giustamente, noi scarichiamo su queste persone determinate cose e invece dobbiamo pensare che dobbiamo essere noi a lavorare dentro di noi.
Sì, assolutamente. Poi, e tra l'altro, la prima cosa che dico è non guardate i telegiornali, perché in realtà, diciamo, la narrazione ufficiale oggi è intrisa di tutta una serie di elementi che noi non possiamo, come dicevo prima, valutare. E lo dico per esperienza personale, perché io ho visto delle vicende che io ho vissuto in prima persona essere raccontate dai media anche mainstream in maniera assolutamente capovolta. E quindi da lì è cominciata a nascere un po' la sfiducia o comunque insomma, lo sforzo necessariamente di filtrare moltissimo. Molti quando magari vengono a trovarmi a casa mia dicono ma non c'è la televisione, ma non ne ho bisogno, soprattutto il consiglio che io do, in primis l'ho sempre dato ai miei genitori, non accendete la televisione e mettetela in sottofondo, magari mentre sto cucinando, mentre sto facendo le cose, allora quelle sono tutte informazioni, sono tutte frequenze, vibrazioni che comunque in maniera anche passiva incidono sulle nostre forme pensiero e sulla capacità di diciamo essere, come dicevo prima, limpidi e trasparenti. Scusate, sto utilizzando molto questa immagine, ma perché secondo me è molto indicativa. E come facciamo, come dicevi giustamente tu, a ripulire il corpo anche da queste frequenze? Anzitutto riportando l'attenzione su noi stessi. Come dicevo prima, non è solo l'agire, ma è anche il rimanere, diciamo, un veicolo anche fisico il più pulito possibile. Quindi il tema è scrolliamo di meno il cellulare e magari meditiamo di più, avviciniamoci a tutte quelle discipline che in qualche modo possono preservare e aiutare anche la nostra mente, soprattutto il nostro cuore, dall'essere diciamo molto più cioè a vibrare a delle frequenze comunque più alte e sfruttiamo quella frequenza per agire diciamo nel mondo, come dicevo prima, nel nostro piccolo, per cambiare appunto le cose intorno a noi. Noi a volte scopriamo delle cose della nostra storia, le abbiamo scoperte magari a 30 anni, a 40 anni di distanza, per cui tutta una serie di diciamo, elementi storici hanno variato la loro interpretazione semplicemente perché in quel momento non c'erano le condizioni per poter leggere adeguatamente tutti i livelli diciamo, di realtà e poi anche insomma, di quello che vibra a frequenze ben più alte. Quindi noi non potremo sapere se fra 30 anni, riguardando indietro, rileggeremo quello che è successo in questo momento in maniera diversa e quindi attribuiremo a diversi leader ruoli diversi da quelli che in qualche modo abbiamo visto oggi. Quindi io non lo so se sicuramente Trump magari non sta utilizzando degli strumenti di un certo tipo e così non stanno facendo altri, ma io mi astengo, tra virgolette, dal giudizio, vedo quello che in qualche modo succede, comprendo che viviamo in un momento estremamente delicato, un momento che però è stato scritto diciamo, in grandissimi testi, mi sembra evidente che noi stiamo attraversando diciamo, il momento anche dell'Apocalisse da un certo punto di vista e stiamo assistendo di fatto ad una rinascita del nostro pianeta che però deve passare attraverso un momento di cosiddetta grande tribolazione, che poi che poi ognuno insomma su questa scacchiera stia giocando un ruolo in questa tribolazione, questo mi sembra evidente, ma forse se ci asteniamo in qualche modo dal giudizio e ci aggrappiamo a un certo tipo anche di, come posso dire, ego nostro personale nel giudicare quello che sta succedendo, forse possiamo agire diversamente. Certo, sappiamo perfettamente che la violenza, l'uccidere e tutto quello che più di basso può esserci nell'agire dell'umano è da rifuggire totalmente. Coloro che lo stanno facendo sotto la loro responsabilità e responsabilità di chi questa cosa non l'accetta, vibrare a delle frequenze più alte e cercare anche di invertire la tendenza. Vero, anche perché io resto dell'avviso, questo è sempre un mio sentito, un mio pensiero. Il bene non ha bisogno, diciamo, quando dico il bene in senso lato, dico il cuore, l'assoluto, quello non so come chiamare, però diciamo, ecco, non ha bisogno di far soffrire altre anime. Quindi di conseguenza non mi viene la parola corretta, nel senso ho paura di fare che magari possano fraintendere. Questi soggetti che
che noi vediamo tramite appunto i media e quant'altro. È vero, noi non dobbiamo giudicare, però volente o dolente le informazioni arrivano, quindi è quasi impossibile, diciamo, non sentirli, perché bene o male anche sì, i social, però qualcosa, un po' anche per chi ha un lavoro come il tuo istituzionale. Io pure qui come conduttore radiofonico, quel poco che posso portare e via di seguito, devo anch'io un attimino avere delle informazioni per poter dire qualcosa un po' di diverso magari da quello che solitamente sono il mainstream, che sappiamo benissimo che qui in Italia siamo al 47esimo come diciamo libertà di comunicazione, quindi non è che siamo messi tanto bene. Però ritornando indietro, ecco che allora queste figure che sono in giro, che tanti dicono che fanno il bene, fanno il male, giustamente non c'è da giudicare, però io mi sento di dire che chi professa il bene non ha bisogno di fare del male. No, beh, questo adesso forse non volevo essere appunto anch'io frainteso, rispetto a dire non guardate i telegiornali, è evidente che non possiamo vivere come degli eremiti che vivono da un'altra, diciamo, da un'altra parte, al di fuori di tutto quello che comunque ci influenza, perché banalmente Sì, no, se non si sei stato ferma... frainteso, era che No, no, giustamente no, no, è il ma giudizio, dico che effettivamente... sì, no, ma infatti il tema, certo, uno può valutare e valuta anche quello che voglio dire è di non caricare estremamente quel giudizio, come posso dire, attribuendogli più forza di quello che in qualche modo può avere nel momento in cui quel tipo di, diciamo, di scenario non può essere influenzato in qualche modo da noi. Quindi posso comprendere che sia effettivamente complicato, perché poi di fatto non possiamo diciamo, non esserne influenzati, e non possiamo, come dici giustamente tu, nel momento in cui svolgiamo dei ruoli che necessariamente devono essere di lettura anche del contesto, non solo nazionale e internazionale, astenerci, diciamo, dal lavorare anche su questi aspetti. Quello che voglio dire è che come posso dire, ognuno di noi ha un certo tipo di ruolo in questo momento storico, e noi non conosciamo quale possa essere il disegno, diciamo, sia più alto, ma quello di ciascuno di noi. A volte facciamo fatica veramente ad avere coscienza di chi siamo noi stessi, figuriamoci al poterlo sapere rispetto a qualcuno anche solo di vicino a noi, pensiamo ai nostri rapporti familiari, e figuriamoci a questo punto a grandi leader mondiali. Quello che io dico è: ok, ascoltiamo, prendiamo quello che per noi, in base a quello che siamo noi, risuona, e utilizziamo quella consapevolezza di quel particolare lì per orientare, sempre nella logica del bene, come dicevi giustamente tu, il nostro agire. Dopodiché mi permetto anche di dire che adesso insomma, dice uno è un complottista, ma c'è coloro che da secoli, se non millenni, si tramandano il potere, a volte anche dei poteri che obiettivamente sono occulti. Noi, diciamo, non sappiamo chi esercita, diciamo, il potere da un certo punto di vista istituzionale, quali tipi di soggetti in qualche modo abbia intorno. Diciamo che tutto quello che sta emergendo, anche lì non mi astengo da qualsiasi tipo di giudizio, vedi il caso Epstein, vedi tutta una serie di cose che da qui in avanti, anche perché il 2026 è un anno di grandi, diciamo, rivelazioni, emerge, al di là di dire quello ha fatto quello, cioè da un certo punto di vista quasi il feticismo di sapere che cosa succedeva lì, ma comunque il messaggio è che ci sono dei rapporti che diciamo, legano le persone di potere, diciamo, in questo mondo, che prescindono assolutamente dal bene, e che non possiamo sapere come siano condizionati tra di loro. Quindi molto spesso decisioni che vengono prese in maniera scellerata
per l'interesse comune, in realtà nascondono delle motivazioni che sono molto personalistiche e sono molto legate a una serie di ambienti che tutt'altro hanno a che fare rispetto all'esercizio del potere istituzionale e soprattutto del bene a cui dovrebbero tendere. E questo è quello che insomma cercavo in qualche modo di dire prima. Però il caso Epstein in realtà lo stiamo vedendo oggi in maniera più preponderante, ma questa roba qua era di 20 anni, quindi noi non sappiamo in questi 20 anni quali dinamiche siano scattate, quindi quali decisioni siano state prese in barba appunto al benessere generale e più per sottendere invece a poteri che ovviamente non sono a noi noti. Ecco, io a volte aggiungo anche che certe notizie vengono messe in determinati momenti appunto per distogliere le persone da cose ben più, sì, sono gravissime queste, non c'è da scherzare, ma queste qui automaticamente dovrebbe essere, diciamo, la giustizia intervenire a monte, avrebbe già dovuto intervenire a monte. Invece, per quanto concerne la popolazione è ovvio che si indigna su queste cose qua, ma solitamente sembrerebbe, dico sempre, è un mio sentito, un mio modo di sentire, che questa qui sia messa lì apposta per distoglierci da cose che invece noi dovremmo prendere in considerazione. E in considerazione in primis sì, è vero, il giudizio, perché quello ci porta fuori diciamo, frequenza, ma casomai di riunirci, questo mi sento di dire, ecco. Sì, dici giustamente bene, il tema del riunirci implica in qualche modo la radice dell'uno, ecco, noi viviamo in un mondo di estrema, diciamo, dualità e contrapposizione, come dicevo prima, quando poi in realtà se uno va a guardare diciamo, un certo tipo di disciplina invece si richiama sempre il valore dell'uno. Io dico sempre che bisogna riunirsi a favore di qualcosa e non contro qualcuno. Quando il riunirsi implica necessariamente la lotta contro quel tipo di ideale, quel tipo di persona, quel tipo di approccio, stiamo già andando fuori dal seminato. E questo lo dico perché soprattutto insomma, chi è a fianco a me, chi è stato a fianco a me, così nelle campagne elettorali piuttosto che nei comitati, eccetera, per me questo è stato sempre un elemento imprescindibile. Se lavoriamo a favore di un disegno, di un'idea anche di sviluppo, dell'applicazione di nuovi principi, anche alla vita comunitaria, banalmente a come si fanno i lavori pubblici, i lavori di rigenerazione urbana, cioè tutta una serie di elementi che sono proprio del mio quotidiano. Allora secondo me lì stiamo andando nella direzione giusta, non perché dobbiamo fare la lotta contro qualcuno, perché altrimenti non siamo tanto diversi da coloro che sganciano le bombe da un'altra parte, certo non arriviamo a quell'estremo, ma stiamo comunque sposando un certo tipo di approccio che è di contrapposizione. Se invece noi lavoriamo a favore di un progetto che porta benessere, allora lì è difficile che in qualche modo stiamo sbagliando, ed è soprattutto difficile il fatto che noi ci mettiamo al servizio di energie che non sono quelle limpide e trasparenti a cui dovremmo tendere. Che non è semplice effettivamente riuscire, diciamo, a far portare le persone a vibrare alla stessa frequenza, che allora subentrerebbe diciamo, la cooperazione e non le varie competizioni e quant'altro. Si avrebbe anche, io quando sento questo vedo mi sembra di vedere, che so, gli aborigeni oppure i nativi dell'America del Nord, gli indiani, diciamo, o anche quelli dell'Amazzonia, quando si riuniscono tra loro per quei documentari che ho avuto modo di vedere, diciamo, dove le persone tra loro dialogano, però nel qual tempo sembra quasi che ci sia tutto un filo all'interno di loro che collega il tutto, e che non sono, diciamo, anzi sono diciamo delle memorie storiche senza avere i computer. Sì, è verissimo. Ma perché? Ma perché obiettivamente loro sono rimasti fedeli
a quelle che sono i principi, come posso dire, ancestrali, no? Sono quelli più autentici. Se noi pensiamo anche a come quei tipi di valori sono stati modificati e distorti da tutta l'evoluzione, tra virgolette, diciamo occidentale, parliamo del nord del mondo, è evidente che non possiamo non avere questo tipo di conseguenze. Ora, quello che io dico è: se ci siamo così tanto distanziati proprio da quei valori che sono quelli in cui diciamo più fedeli rispetto al bene, tra virgolette, e allora in qualche modo da qualche parte dobbiamo riniziare per diciamo ritornare a questi. Ecco, la destrutturazione del mondo a cui noi in qualche modo stiamo assistendo, seppur con queste modalità che effettivamente sono esasperate, tragiche, ma in realtà ha anche quella funzione lì, ha la funzione per cui diciamo che un risveglio dolce sappiamo che in qualche modo è sempre da preferire, ma quando si arrivano a certi livelli che non sono più sostenibili, allora evidentemente che la sveglia suona in maniera molto più forte. Allora, se cogliamo l'opportunità di questo momento storico, seppur così drammatico, per svegliarci e per capire che quello è la tendenza a cui che dobbiamo rifugire, ed è invece alle popolazioni, come dicevi tu, aborigene, e a quel modo di gestire diciamo, la quotidianità, anche l'evoluzione a cui dobbiamo tornare, seppur tenendo conto, non è che possiamo cancellarla della nostra storia, beh, allora forse abbiamo comunque la possibilità di invertire la tendenza. Sì. E poi consentimi di dire che siamo arrivati ad un punto in cui tutta una serie di cose non saranno più permesse. Sì, Però siamo arrivati anche noi al punto che mi parte la pubblicità in automatico. Ho 2 assolutamente. secondi, rimani. Eccoci qua, finito lo spazio pubblicitario, siamo ritornati in diretta radiofonica. Al telefono siamo sempre con Andrea Archinà, che è il sindaco del comune di Avigliana a Torino. Hai avuto modo di sentire anche la nostra pubblicità? Sì, ma poi come insomma, ti avevo già anticipato, per qualche anno ho fatto anch'io un po' lo speaker in una radio locale, e quindi so perfettamente che i tempi siano molto anche spesso serrati. Ecco, quando c'è quel countdown per la partenza o della canzone o della pubblicità, insomma, bisogna essere molto abili, insomma, nel gestire le tempistiche. Beh, allora salutiamo Elena. Allora dice: salve, grazie per il collegamento con questo sindaco piemontese. Puoi ridare il nome del sindaco e della città? Abbiamo detto appunto che è Andrea Archinà, sindaco del comune di Avigliana, provincia di Torino. E dice: contenuti che sono armonie sonore per le orecchie e balsamo per l'anima. Grazie. E dice un po' scritto: fatene ancora di questi collegamenti, perché effettivamente è vero. Riprendendo il discorso di media, dei social e quant'altro, se riguardano sono campi di battaglia. Cioè, alla fine io onestamente ho diversi collegamenti su canali Telegram, leggo alcuni post, poi a un certo punto proprio devo staccare la spina, dico, perché qui sono solo diciamo fra virgolette negatività. E invece si ha bisogno anche di qualcosa di diverso. Tanti scrivono, dicono: sì, però intanto la benzina aumenta, questo qui, quello là, che possiamo fare? L'ha detto anche prima Andrea, cioè dobbiamo riprenderci un attimino un controllo interno nostro, un collegamento più spirituale, aggiungo io. Sì, io credo che poi guardate, i social hanno cambiato anche la mia vita. Io nel momento in cui sono stato eletto sindaco ho passato degli anni nei quali ero costantemente, diciamo, sotto attacco, no? Ma non è che non lo sia, diciamo, forse in maniera a volte più esasperata, ma non è che non lo sia ancora, perché nessuno fa piacere leggere, per esempio, un messaggio in cui ti si dà gli epiteti peggiori che si possono ascoltare, ecco. Il tema è stato per me questo. Allora, mi aggrappo a questo e quindi io penso di essere quello che gli altri vedono in me, o ragiono su di me e rafforzando non l'ego, ma rafforzando, diciamo, la solidità dell'anima, allora
quello diventa un modo per come posso dire, trovare il mio centro, il mio equilibrio, perché tutto quello che in qualche modo ci colpisce è perché in realtà risuona con qualche cosa che è dentro di noi, no? Se c'è una critica e noi viviamo diciamo ma sono quella critica o sono altro? Se do importanza a quella critica è perché c'è qualche cosa dentro di me che mi fa pensare che quello sia obiettivamente vero. E questo è purtroppo un grandissimo, questo ci porta a dover fare un grandissimo lavoro su noi stessi perché effettivamente noi siamo anche delle ferite, siamo le ferite innanzitutto della nostra anima rispetto a vite che abbiamo avuto precedentemente, siamo ferite rispetto al nostro albero genealogico perché se io penso magari a dei modi in cui sono stato obiettivamente educato, oggi col senno di poi comprendo che magari non erano diciamo voluti, ma erano la ripetizione di schemi che arrivavano da generazioni precedenti e quindi se io penso a me bambino, poi devo pensare anche a cosa è stato mio papà e cosa sono stati mia mamma bambina, che probabilmente magari non avranno avuto tutto chissà quale grande diciamo, sistemi educativi no, a disposizione, anche solo di manifestazione delle emozioni, dell'affetto. Quindi noi in qualche modo siamo a volte un po' delle cicatrici e delle ferite ambulanti. Ogni volta che becchiamo qualche cosa là fuori che ci riapre quella ferita e ci mette un po' di sale, un po' di limone lì sopra, ecco che andiamo in qualche modo in allarme. Ed ecco che allora a quel punto lì abbassiamo anche vibrazioni e frequenze perché pensiamo che quella critica lì in qualche modo sia vera e fondata. Se lavoriamo su di noi invece uno dice vabbè, ha espresso un giudizio, quel giudizio so che non corrisponde a quello che sono io, gli devo dare così tanta attenzione? Vabbè, ha espresso una cosa. È chiaro che oggi i social amplificano notevolmente quel tipo di meccanismo di sollecitazione della ferita e risposta nostra. Il problema è come decidiamo di rispondere. Rispondiamo diciamo rimbalzando e quindi aumentando la posta e insultando ancora di più o seppur non essendo facile, rispondiamo con amore dicendo ok, hai dato quel tuo giudizio, per me non corrisponde al vero, ti continuo a lasciare in quel tipo di giudizio, ma io guardo da un'altra parte. Questi sono dei meccanismi che, come dicevo prima, non è facile attuare, ma che cambiano diciamo, la visione, prima di tutto di noi stessi. È sicuro che se cambiamo in meglio la visione di noi stessi, cambia anche la realtà intorno a noi. Quello è in primis sicuramente. Pensa, io, come ti avevo accennato, anche lo sanno, io ho fatto il carabiniere prima dove poi sono andato in pensione Sì. e poi Elvio, il pizzaiolo, mi ha, diciamo, un pochino, sì, ci siamo uniti perché c'è qualcosa che ti attira, c'è qualcosa, c'è poco da fare, c'è dei fili conduttori che noi non ce ne rendiamo Sì. conto, ma ci sono dei fili conduttori che arrivano a portarti a fare determinate cose. Poi un po' alla volta te ne rendi conto maggiormente. Morale della favola, io riscontravo, specialmente a volte nelle persone sulla strada che sono violente o quant'altro, che se riesci un attimino a smorzare, fargli un po' di riflessione, ecco che cambiano atteggiamento. Stesso è qua. Quando si è troppo caricati, che si è come un elastico, che si è come una molla, va da sé che puoi dare delle risposte, diciamo, a volte non logiche oppure irrazionali. Ma se riesci, diciamo, un attimino a frenare anche la persona, farla tranquillizzare, ecco che le cose cambiano. Non so se ti è capitato a te. Hai voglia. Io tutti i giorni sono sotto, adesso poi insomma mi esprimevo come se uno fosse un santo, ma in realtà non è così perché pure io, cioè a volte insomma uno perde le staffe e si arrabbia, ma voglio dire, e a volte uno non si arrabbia nemmeno, cioè ormai ho smesso un po' di arrabbiarmi rispetto a me stesso, diciamo, alla risposta che magari non mi spiace perché molto spesso ci sono delle occasioni che in qualche modo perdiamo solo un po' per superficialità o per mancanza di voglia. Mi piacerebbe che in qualche modo anche gli altri avessero un certo tipo di convinzione rispetto a determinati temi piuttosto che al determinato fare. Poi mi rendo conto che ognuno anche costruisce la vita
vita in base anche delle priorità. Quello a cui do priorità io magari non corrisponde alle priorità di magari insomma una mamma con 4 figli che ha un sacco di cose obiettivamente da fare, a cui pensare, e che non ha tempo magari per riflettere sulle cose magari su cui ho tempo di riflettere io. Quindi anche quello è importante, ogni tanto quell'empatia sana che ci fa mettere nei panni dell'altro, che ci dice sì, effettivamente se guardo quello che sto dicendo dal suo punto di vista probabilmente non quadra moltissimo. E questa, insomma, l'empatia è un'altra chiave anche di interpretazione che dovremmo adottare un po' nel mondo di oggi. Però, come dicevi giustamente tu, a volte basta anche solo un sorriso, basta dire anche hai ragione, mi sono sbagliato, mi sono scusato, ti chiedo scusa, oppure comprendere che ci sono punti di vista differenti, che tutti quanti hanno la dignità di essere su questo mondo. Se noi siamo qui è perché questo posto nel mondo ce lo siamo guadagnato, e anche le cose che diciamo, insomma, per questo punto di vista sono legittime. Che poi siano condivisibili è un altro paio di maniche, e che corrispondano al valore, diciamo, della maggioranza è tutto insomma, è tutto in qualche modo da dimostrare. Però è l'approccio, è il modo, è il metodo, indipendentemente poi dal merito, che cambia, insomma, anche e che può invertire e cambiare il tema della risoluzione dei conflitti, perché è evidente che, appunto, senza scomodare le guerre mondiali, noi siamo in un contesto storico nel quale il tema del conflitto è all'ordine del giorno. Sì, poi ne paghiamo le conseguenze, diciamo, per quello che possono essere già i consumi, cioè dico i rincari di tutto quello che avviene attorno, quindi va da sé, perché in effetti ci sono alcuni messaggi che dicono sì, però poi aumentano questo, aumenta quello, aumenta l'altro, tanto bello, 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 però alla fin fine lo so che, che non è semplice, dico, a volte cambiare modo di ragionarci sopra, però No, no. bisogna un attimino soffermarsi, un attimino fare un po' di retromarcia anche, aggiungo. Sì, poi vabbè, adesso appunto uno non vuole essere cioè, eccessivamente idealista, e effettivamente il tema dei consumi è diciamo, sotto gli occhi di tutti, però mi permetto anche di dire che cioè, noi siamo stati anche abituati, se vogliamo, e non perché non sia legittimo, ma ad avere, cioè a pensare che il mondo là fuori debba concederci sempre tutto quanto, e a renderci la vita eccessivamente facile. E questo non vuol dire che la vita debba essere necessariamente difficile, ma la vita non cambia se noi abbiamo delle aspettative troppo alte su quello che là fuori ci deve essere dato, perché in fondo l'abbiamo visto obiettivamente, quando, ed è la storia anche a ripeterci, che quando, tra virgolette, ci viene dato eccessivo agio, a quel punto viene meno, anche da un certo punto di vista, una determinazione anche a comprendere qual è il disagio da un certo punto di vista. Quindi se tu vivi costantemente sottoposto ad agi, nel momento in cui il disagio arriva ti becca in maniera ancora più, diciamo, evidente. Ovvio. Quindi il tema, e questo però fa il paio, mi permetto di dire, con quello che dicevamo prima sulla deresponsabilizzazione. Cioè, io non posso pensare che tutti quanti facciano i miei interessi nel momento in cui io sto in panciole davanti alla televisione a guardare della TV spazzatura. Guardate che per me è molto evidente, mi assumo anche la responsabilità di quello che dico, che noi siamo vissuti immersi negli ultimi 30 anni da quel modello lì. E quindi nel momento in cui aumenta diciamo, la benzina perché qualcun altro sta facendo la guerra, ma è perché noi abbiamo permesso che questo avvenisse obiettivamente. Abbiamo pensato che tanto, diciamo, il greggio e le cose arrivino direttamente nelle nostre case, ma se tutto questo meccanismo fa parte di schemi di potere ai quali noi abbiamo delegato, non possiamo mica diciamo, lamentarci se poi qualcuno esercita il potere in maniera distorta e non lo fa nel nostro
nostro interesse. Quando mi permetto di dire, questo fa parte molto della mia quotidianità, io convoco magari una riunione come amministrazione, convochiamo una riunione per discutere di come si fa un progetto e vengono 3 persone su 12.500 abitanti, quello è un atto di delega. Che poi io abbia dei valori che mi dicono cerco di farlo bene, o che magari al posto mio ci fosse qualcuno che invece vuole fregare i soldi a qualcun altro, e beh, però io sto delegando a uno o all'altro meccanismo, e se poi effettivamente c'è un aumento, diciamo, dei costi è perché qualcuno l'ha deciso, magari senza che io incidessi in alcun modo. È lì che volevo in qualche modo arrivare, cioè tutto quello che in qualche modo sta rappresentando per noi un disagio nella vita è qualche cosa che, o diciamo dandola eccessivamente la delega, o in qualche modo pensando che tutti facciano il mio interesse, oggi sta producendo quel livello di realtà. E allora, se però queste cose non mi piacciono, forse devo cominciare anche ad agire per invertire la tendenza, non imbracciandomi a volte un'arma, ma comprendendo quali sono gli strumenti a mia disposizione per poter magari cambiare le cose. Guarda, nelle grandi città ci sono i consigli di quartiere. Mi ci metto in mezzo anch'io, ne ho seguito 1 o 2, non di più, poi alla fine ci si perde. Ed è vero questo. Abbiamo delegato con la salute, abbiamo delegato con l'istruzione, abbiamo delegato con la politica, deleghiamo con la religione, anche quella, metti in mezzo anche quella, e abbiamo delegato anche con la spiritualità. Cioè l'abbiamo delegato con la spiritualità, appunto, andando, qualcuno mi vorrà male, andando in chiesa, dico in chiesa per dire, abbracciando ecco, è una delega quella, perché effettivamente il messaggio cristico è intrinseco alla persona, è dentro di me. Io non ho bisogno che qualcuno mi dica guarda che stai facendo quello che è male o quell'altro, ce l'ho già, le so tutte, come si suol dire. Ecco, quindi di conseguenza però abbiamo delegato e adesso ne stiamo pagando le conseguenze, perché questi signori che sono stati delegati, loro in base ai numeretti fanno quello che devono fare, e non è detto che ciò possa piacere a me o anche a altre persone. E quindi allora, come giustamente hai detto tu, se c'è maggior presenza, anche il fatto stesso, la violenza chiama violenza ed è proprio da scartare alla grande, ma ipotesi in un comune, in una delegazione e quant'altro, arrivano tutti quelli che sono chiamati a essere presenti, per dire i cittadini di quella delegazione, e sono presenti, e si parla di un progetto e tutti dicono no, oppure una buona parte no, chi si eviti di seguito, però alla fin fine democraticamente si arriva a un numero corretto. Ecco che allora c'è una presa di posizione di tutti, e il no in quel caso lì può essere, come il sì possono essere, diciamo, l'ago della bilancia. Sì, ma infatti, guarda, se posso dirti proprio per esperienza diretta, ma sai quante volte io magari sono partito con un'idea, ma ascoltando i collaboratori, i progettisti, i cittadini nel momento in cui li convoco e dicono ma tenete conto di questo, guardate che quello lì, allora uno riflette e dice io quella responsabilità me la sono effettivamente presa e quindi ho la responsabilità di decidere, ma decido tenendo conto anche di tutta una serie di aspetti che mi vengono sollecitati. Ma se a quella riunione non viene nessuno e nessuno mi dice niente, ma è necessariamente, io penso giustamente, insomma, nella bontà dell'approccio, che quella sia la soluzione migliore, ma anche perché quella decisione poi spetta a chi effettivamente quella responsabilità se l'è presa, che insomma, io ogni volta scherzo dicendo vado a dormire sperando di non aver fatto qualche cavolata durante il giorno, perché quella cavolata lì obiettivamente la pago io molto spesso, a volte anche per l'agire di persone che sono estremamente anche lontane dalla mia cerchia, diciamo, di azione. Quindi è la partecipazione che cambia e migliora anche i progetti. Poi è evidente che bisogna prendere delle decisioni, qualche volta bisogna poi arrivare al dunque, perché
come posso dire, l'eccessivo confronto rischia di rimandare costantemente, diciamo, le prese di decisioni, ma ognuno giustamente dice la sua e poi si raccoglie tutto quello che risulta in qualche modo coerente e lo vediamo costantemente come può cambiare il tutto. Quindi, e non è vero che non cambia niente, non è vero che sono tutti uguali, no, bisogna usare il discernimento e bisogna seguire quello che in qualche modo risuona di più col nostro sentire. Già questo cambierebbe anche appunto l'approccio alle cose, soprattutto mi permetto di dire anche di consapevolezza, perché io sono il primo ad ammettere che prima appunto di entrare in comune pensavo che le cose fossero tutte semplici, fossero tutte scontate, ma nel momento in cui sono entrato dentro ho capito che tutto quello che pensavo in realtà era completamente, diciamo, da rileggere e in qualche modo uno smussa anche un po' delle sue spigolosità perché capisce che se vuole comunque realizzare un certo tipo di progetto deve necessariamente mediare, deve necessariamente trovare dei punti di incontro e questo in qualche modo garantisce comunque il risultato. Quindi la delega in bianco questo proprio no. E se posso dire anche sul tema della spiritualità, anche quello diciamo no, nel senso che mi permetto di dire, adesso non ricordo l'autore, ma un giorno una persona che non so per quale incroci ho trovato sul mio cammino mi ha consigliato e forse addirittura mi regalò un libro che si intitolava Tu sei Dio, prendine atto. E questo è stato uno dei libri che tra l'altro ha cambiato anche proprio il mio sentire, perché come dicevi tu, la scintilla è già dentro di noi, non c'è nessun altro che debba dirci o che possa esercitare il proprio potere sulla base di un dogma spirituale. Quindi questo è il tempo e siamo anche, insomma, siamo passati dall'era dell'acquario, stiamo entrando veramente nell'era dei pesci, scusate, siamo passati dall'era dei pesci a quella dell'acquario, nella quale è il singolo che in una visione ovviamente di comunità universale si riappropria del proprio potere e lo esercita con consapevolezza. Quindi prima bisogna lavorare su di noi e poi a quel punto abbiamo forse gli strumenti migliori per poter contribuire anche al benessere delle comunità in cui viviamo. Beh, allora due cose, è vero. Allora, in primis però devo saluto Roberto, un carissimo amico che è suo questo, che il cellulare non è come una cassetta dei ferri, lo devi usare quando ti serve e quando non ti serve non lo devi appoggiare sul tavolo dove mangi. Questo è un suo mantra in primis. Poi ha scritto: sì, il mondo così com'è è lo specchio, la creazione sì. portata allo stato fisico della qualità delle emozioni e dalla mancanza dell'integrità di tutti noi, dice Roberto. Comunque, ritornando al discorso della nostra presenza, io non so se alcuni consigli comunali permettono appunto al pubblico di intervenire, altri magari nei grossi comuni è difficile, però nelle delegazioni diciamo di quartiere, se non c'è la presenza, effettivamente poi sono deleghe in bianco. Questo è poco ma sicuro, quindi di conseguenza eccolo lì. Però ritorniamo al discorso, questo sindaco sulla via del risveglio, questo a livello spirituale, cosa possiamo per aiutare le persone un attimino a riprendere qualcosa che è nostro, che è dentro? Sì, allora, diciamo che, come dicevo prima, io credo che il mondo, diciamo, la situazione attuale ci stia veramente spingendo a riportare l'attenzione, diciamo, su noi stessi. Il tema della delega è un tema che uno potrebbe, diciamo, applicare un po' a tutti gli ambiti della nostra vita. Il mio risveglio è iniziato, diciamo, intorno ai 20 anni, quindi sono 20 anni fa, quando in realtà proprio delle crisi anche personali mi hanno fatto ricordare di tutta una serie di cose che io ricordavo quando appena, insomma, ero molto piccolo, no? Quindi io ho avuto sempre una passione per le stelle
Mi ricordo che avevo tipo 6 o 7 anni, mi ero fatto regalare un telescopio con cui ogni sera guardavo il cielo, ero un appassionato di Egitto, costruivo i pianeti con le palline di Natale e poi attaccavo al lampadario, ogni tanto di notte me ne cascava fuori qualcuna e faceva casino. Insomma, ero un po' un bambino, tra l'altro spesso solitario, quindi guardavo un po' dentro di me e però poi per forza di cose quando uno è piccolo cerca comunque tutti gli strumenti che soddisfino anche un po' la propria fame di amore, quindi per essere amati, essere accettati, a volte uno scende a dei compromessi e si dimentica di quella sua radice. E poi però la vita necessariamente ci porta a scontrarci e a prendere cognizione del fatto che a volte ci siamo distanziati veramente da quello che siamo realmente, proprio per rispondere a questo bisogno, a questi bisogni che sono bisogni primari. Quindi a un certo punto ho cominciato a ricercare e incrociando anche una serie di testi, di persone, tra l'altro insomma per chi vuole cominciare a prendere coscienza perché si trova, sente di trovarsi in quella fase, io consiglio sempre un libro che è Guarire coi perché di Robin Norwood. Che mi ha aperto delle prospettive completamente diverse che cominciavano a risuonare proprio con quello che avevo sentito. Prima di tutto, fin da bambino, quindi prima di tutto il fatto che non siamo limitati a questa vita. Molti, per tornare alle religioni, anche solo la religione più familiare a noi, ci dice che in qualche modo c'è un Dio che ci ha dato questa vita e qui tutto finisce in questa vita. Io quando ero piccolo dicevo, ma com'è possibile che ci sia un Dio che è così giusto, che ha dato a me queste possibilità e a qualcun altro invece il patire la fame ogni giorno 24 ore su 24? Com'è che io, se vissuto in un certo tipo di famiglia, è nato in un certo tipo di famiglia con tutta una serie di sue criticità e qualcun altro in un'altra? Era qualcosa che banalmente non mi quadrava, dicevo non è possibile. Ed effettivamente se uno per esempio si approccia al tema della reincarnazione capisce che se questa vita è vissuta dopo tutta una serie di altre, comprende per esempio il fatto che alcuni nascono con certi tipi di talenti e altri con altri, e che uno abbia un certo tipo di carattere che è diverso da un altro, o che il fatto che uno viva delle emozioni che non hanno nulla a che fare con la propria vita di adesso, ma che invece risuonano con delle vite passate. Banalmente io avevo sempre una ferita di abbandono incredibile e dicevo ma com'è, io non sono stato abbandonato in questa vita. E poi se uno in qualche modo va a, con un lavoro importante su di sé, a riviverle, sappiamo perfettamente che oggi è possibile anche interrogare i registri akashici, è possibile approcciandosi a certe discipline andare a comprendere questi aspetti, allora dici, caspita, ho rivissuto quella situazione lì, me ne sono tra virgolette, l'ho lasciata andare alla luce e questo peso in qualche modo non lo sento più. E quindi questo cosa fa? Sblocca una serie di energie perché non vivi più nel passato, anche inconsciamente, ma vivi innanzitutto nel presente. Questa è la chiave principale, cioè purtroppo noi facciamo molta fatica a vivere nello stato presente e viviamo con aspettative di futuro e con invece ricordi del passato. Quindi in primis sentire dove ci sono delle ferite aperte, dove ci sono delle cose che ci fanno stare male e informarsi rispetto a diciamo, percorsi in maniera delicata ovviamente, perché non tutto l'offerta che c'è anche in questo ambito è adatta per noi e soprattutto magari è mossa da una serie di principi, ma in primis secondo me si parte guardandosi dentro e dicendosi se quello che stiamo vivendo quotidianamente appartiene a noi stessi o è dettato da una risposta a quelle ferite che in qualche modo non siamo riusciti ancora a sanare. Questo è un percorso che è complicatissimo, è difficilissimo e richiede tanto sforzo, ma è la chiave per stare bene, perché poi noi in fondo siamo venuti qui mica per soffrire, siamo venuti qui per esprimere gioia, gratitudine e per vivere nella nostra pienezza, perché il Dio che sta dentro di noi non ci vuole mica sofferenti nel sacrificio, anzi ci vuole nel rendere sacro ogni nostro momento della nostra vita, ma sacro nella più alta accezione, con quello spirito cristico a cui facevi riferimento. In effetti c'è una considerazione anche su questo.
che non è mia, è di Roberto, è il guru Mhm. della compagnia. Grande Roberto. Allora, dice, un domani, quando si farà il trapasso, ti verrà chiesto come mai non hai fatto certe cose che avevi la possibilità di farle. Mm. Che sembra banale, però effettivamente è quello, noi non siamo qui per soffrire, però siamo legati appunto a dei passati eh, che ci portiamo delle sofferenze a livello diciamo di anima e quant'altro. Riuscire diciamo a riviverle e cancellarle, c'è un altro grande che conosco che è Alberto Ferrarini, anche lui Mhm, certo. eh, è vero che riuscire a togliere questi nodi ci permette di avere una visione della vita ben diversa e ci aiuta a cambiare anche lì. Però non è semplice. No, no, tutt'altro, e lo posso testimoniare. Eh, insomma, i miei anni passati sono stati anni veramente di grande sofferenza, quello lo posso dire, cioè non è che se ho guadagnato un po' di serenità oggi è perché sia stato comunque tutto semplice, tutt'altro. E se posso dire anche questa esperienza, diciamo, da sindaco che guarda caso, nel mio caso ha corrisposto all'entrata di Nettuno nei pesci che mi ha quadrato perfettamente essendo io un gemelli e quello è stato un lasso di 12 anni nei quali l'esperienza anche da sindaco, essere in qualche modo in prima linea e come dicevo prima ricevere un po' tutti i pungible, ha smontato passo passo, diciamo, l'ego, cioè mi ha aiutato a dire questo pezzo è mio, questo pezzo non è mio, questo pezzo mi serve, questo pezzo lo devo abbandonare e a mano è come se fosse uno scultore, no? Che a mano prende il blocco di marmo e incomincia a togliere quello che è superfluo, quello che non è più necessario, quello che non appartiene più a questa vita e ti consente invece di acquisire delle consapevolezze che sono invece quelle che attengono di più al proprio intimo. Quindi chi si imbarca e chi decide, tra virgolette, di dare seguito a quella chiamata al risveglio deve sapere che non sarà sicuramente un percorso facile, ma se voi mi aveste visto 15 anni fa avreste visto una persona che era totalmente in balia sia dell'ego, ma proprio anche delle ferite, diciamo, della sofferenza, anche della drammaticità, insomma, di situazioni che erano caricate di molto più dramma di quanto in poi non corrispondessero, ma non perché uno non fosse in grado, eccetera, ma perché quando uno è intriso in quel tipo di situazione, difficilmente riesce a vedere l'altra, diciamo, ad adottare un altro punto di vista. E questo è assolutamente legittimo, e quello che mi sento di dire è che non bisogna viverlo con un senso di colpa, ma se siamo qui è in qualche modo per fare un pezzetto di viaggio. Pensiamo poi a maggior ragione a quello che eravamo magari 10, 15 vite fa, 20 vite fa. Eravamo totalmente in altri tipi di contesti storici nei quali evidentemente dovevamo affrontare un certo tipo di esperienza, perché è di questo che di fatto si tratta, cioè quella scintilla di Dio che è in noi ha deciso di prendere questa forma per fare esperienza e ognuno contribuisce a un'esperienza universale con il proprio vissuto. Ogni volta che noi evolviamo un pezzetto in più stiamo facendo un grande bene a quel disegno, diciamo, universale di esperienza divina Ciao Lini. e quindi questo in qualche modo ci deve spingere però a cambiare prospettiva e a non affidarci tanto agli altri quanto a prendere cognizione di quello che siamo. Certo, certo. È bello che a volte sembra, sì, dico, è lì a portata di mano. Invece ci facciamo, ecco, il giudizio, ecco, ritornando al giudizio, penso che Mm, sia assieme all'ego, sono quelle due cose che sono molto deleterie per noi. sì. Riuscire proprio a sganciare quelle sarebbe un salto non indifferente. Io ho l'ego, mia moglie dice sempre io.
perché sono nato nel segno del leone, quindi proprio leone, e di conseguenza il mio caratterino sì, è quello lì. Poi forse mi sono avvicinato anche a questa radio, cioè mi sono avvicinato, l'anima mi ha portato qui sicuramente per Mhm. riuscire, diciamo, a vincere un complesso, io temo il giudizio e quello Sì. mi rallenta, mi frena e forse questa radio mi permette, diciamo, di riuscire a uscire Mhm. da questo qui. Non lo so, però ecco una cosa che sto prendendo, anche se non devo eliminare anch'io il giudizio un po' sono riuscito a eliminarlo, però ne ho di strada ancora da fare. Beh, ma ognuno mai insomma si sente, è giusto non sentirsi arrivati proprio Mm. perché quella è insomma l'incentivo ad andare oltre, ma guarda, io ho l'ascendente in Leone e il tema del giudizio in realtà è un tema che per me è stato molto significativo e che mi porto dietro dalle generazioni passate. La mia famiglia, tra l'altro, è anche una famiglia che origina nel sud, quindi anche dove siamo nati e dove hanno origini le nostre radici familiari, influisce moltissimo su anche un po' come siamo fatti. A un certo punto uno dice banalmente oggi, innanzitutto, insomma, la vostra radio è un po' una radio per me di battesimo perché guardate che è la prima volta che io mi trovo a parlare di certi temi in maniera così pubblica, anche diciamo aperta, quindi di solito le ospitate in radio e i confronti in radio attengono al mio lato istituzionale e probabilmente fino a qualche anno fa non mi sarei mai immaginato di condividere questo mio sentire e quello che nel frattempo le mie esperienze in maniera così diffusa, ecco, ma proprio per la paura, diciamo, del giudizio, Sì, sì, sì. che però Mi attiene proprio, associo, mi diciamo, associo. all'ego. Vedi? Quindi quando in realtà tu smonti un po' l'ego e consenti invece all'anima più di emergere, e l'anima non è che cioè se ne frega del giudizio, l'anima viaggia perché sa, cioè viaggia nel senso di condivide, ma perché sa che quel giudizio è soltanto un autogiudicarsi che poi trova delle voci, diciamo, esterne che lo confermano. Ma se l'autogiudizio in qualche modo non c'è e c'è la libertà di manifestarsi per quello che si è, per la legittimità che abbiamo proprio per essere qui, e beh, allora probabilmente sai quante occasioni abbiamo perso, perdiamo quotidianamente perché siamo troppo legati al tema del giudizio, alla paura di sbagliare, alla paura appunto di essere, io per esempio sono un perfezionista e quindi a volte il mio limite è la procrastinazione, perché insomma, nell'obiettivo di fare tutto quanto perfetto, allora alla fine rimandi perché hai paura di sbagliare. Poi ogni volta ci diciamo la perfezione non è di questo mondo ed è effettivamente così, ma noi siamo perfetti per quello che in qualche modo esprimiamo. Quando ci esprimiamo con autenticità, allora lì sì che c'è la perfezione, perché siamo esattamente lì dove dobbiamo essere. Ed è questo, diciamo, e se invece pensiamo ad un Dio invece giudicante, ecco che quella è la massima forma di giudizio possibile, e questo non fa che in qualche modo frenarci nell'esprimere il nostro vero potenziale. Eccolo quel bello. Allora, aspetta un attimo, anche dei messaggi. Allora dice, buongiorno, straordinaria testimonianza. Ad esempio, grazie per la bellissima divulgazione. Potresti chiedere gentilmente, oltre al libro, come ha fatto a oltrepassare e superare i suoi bisogni o manchevolezze di 20 anni fa? Dopo aver compreso i propri blocchi, quali suggerimenti sul percorso di uscita? Dice grazie infinite. 2672, vediamo se c'è il nome, no, 6900 finale. Ok. E allora, insomma, non è stato, grazie innanzitutto alla domanda, non è stato sicuramente semplice. Diciamo che, allora, innanzitutto quando uno, allora, partiamo da qui. Allora, innanzitutto è una sorta di dichiarazione. Ecco, quando uno dice io voglio coltivare la via del risveglio, chiamiamola così, ecco che bisogna avere la fiducia del fatto che l'universo metterà sul tuo cammino tutti gli strumenti di cui uno ha bisogno.
che siano persone che si incontrano o che siano libri che uno legge, notizie che attraverso i social piuttosto che internet arrivano in maniera molto più rapida rispetto al passato, quello che si sente come autentico è una via che in qualche modo va seguita. Quindi quando facevo riferimento al libro, quel libro lì, per esempio, conteneva una serie di spunti. Di quegli spunti ho deciso che ne volevo appunto perseguire alcuni che mi risuonavano e da lì è come una concatenazione. Quando uno lascia fluire e non giudica, allora tutto quello che arriva è come un richiamo a qualche cos'altro e da lì in avanti è come se si fossero palesati una serie di strumenti. Il tema per esempio dell'astrologia, quella karmica, quella vedica, il tema dell'angiologia, il tema dei tarocchi, sono tutti degli strumenti di interpretazione, diciamo, della realtà che confluiscono verso l'unico sentire che è poi quello del nostro, diciamo, sé superiore e quello più autentico. E quindi la voglia, soprattutto ecco il tema che mi ha sempre un po' salvato anche da buon Gemelli, è proprio la curiosità, cioè non fermarsi, andare diciamo oltre, volerne sapere sempre di più, dedicare appunto del tempo a delle discipline come quella appunto della meditazione, quello che consiglio è quello di stare tanto a contatto con la natura perché ci riporta diciamo ad una calma e favorisce l'incontro con se stessi. Poi per esempio consentitemi di salutare Loredana dell'Associazione Natura di Luce che ha sede proprio qui ad Avigliana e che è stata per me diciamo cioè un legame importantissimo per esempio per indagare le mie vite passate e quindi sciogliere quei nodi che come dicevo prima gravavano e liberare una serie di talenti e di talenti nel senso non in maniera autoreferenziale, no? Ma nel senso di doni che erano lì latenti ma che stentavano a venire fuori. E poi appunto come dicevo prima non pensare che abbiamo dei limiti. Come dicevo prima, i limiti sono quelli della nostra integrità e diciamo, del non fare del male agli altri, o meglio, del rispettare gli altri, perché ovviamente non possiamo poi sacrificarci tutte le volte, ma dobbiamo pensare che ci sono dei sani limiti che non necessariamente implicano il fatto che dobbiamo salvare tutti, nel senso che ognuno ha la responsabilità di guarire dal proprio dolore, noi possiamo, chi si sente può dare dei consigli, può dare una mano, ma poi la responsabilità di cacciarsi fuori da quel proprio dolore continuo in qualche modo spetta a ciascuno di noi. Però, scusami. No, prego, scusami. No, stavo diciamo chiudendo dicendo e poi la cosa che penso oggi è trovare delle persone simili con cui condividere, cioè per fortuna questa è un'epoca in cui diciamo, gli incontri di questo genere sono molto favoriti dal fatto che effettivamente abbiamo grandi informazioni a disposizione, trovare diciamo delle comunità in cui si sviluppino certi tipi di valori che sono quelli che risuonano con noi, credo che sia fondamentale, perché confrontarsi con altri che sono sullo stesso percorso aiuta ad avere un incentivo a proseguire e non abbandonare, un po' come quando uno decide di andare in palestra, poi dopo le prime volte non vedo risultati, allora mollo, no, bisogna avere perseveranza. Io devo in primis anch'io ringraziare Salvatore Brizzi, perché io per giunta sì, è piemontese, sì, torinese, sì, diciamo sì. ho letto quasi tutti i suoi che mi hanno dato una visione nel tempo, perché non c'è voluto poi anche altre, poi devo anche ringraziare anche mia moglie perché grazie, perché il tutto è nato diciamo da Marcello Pamio. Anche lui conduttore di questa radio, che aveva l'associazione vicino a casa. Io lo seguivo sul social di disinformazione, mia moglie invece andava alle serate e diciamo mi ha coinvolto e da lì è nato un po' tutto, da lì è stato tutto un percorso, ho conosciuto la Tiziana che adesso è presidente della cooperativa Gamma 5, ho conosciuto altre persone e nel qual tempo ho approfondito anche altre tematiche poi che mi sono servite anche per
continuare. E il tutto appunto c'è questo filetto, però dobbiamo sempre essere noi che ci diamo da fare. Un attimo che aggiungo anche un messaggio allora qui di Maurizio, di dice: ok, ma la vita o il vivere questa esperienza è unica via per comprenderle il piano più sottile. Le vite sono infinite, è un giro di giostra e ognuno può arrivarci vivendo, dice Maurizio. Assolutamente vero, certo. Sì, è così, nel senso che poi cioè, il tema è non, perché poi alcuni dicono io voglio sapere chi ero in passato, no, allora il tema delle vite passate è solo funzionale veramente a risolvere una serie di blocchi che ci portiamo dietro. Chi lo fa con la curiosità di sapere chi era, se era un principe, un sovrano, un mago, e quello invece è quello che in qualche modo bisogna rifuggire. Del resto io obiettivamente quel tipo di esperienza è legata a un certo periodo della mia vita, ma non è che ogni 3x2 sia lì a interrogare e dire perché ho fatto questa scelta, cioè che magari è indotta da altri tipi di esperienze. Questo è un po', ascoltandosi lo si capisce, quando un certo tipo di periodo, cioè un certo tipo di lavoro ha esaurito le sue potenzialità e quindi bisogna guardare in qualche modo oltre, altrimenti rischiamo di vivere sempre nel passato e di non goderci pure insomma la vita attuale, che è quella che noi stessi abbiamo scelto in qualche modo prima di venire qui. Il tema è viverla con presenza o viverla pensando che sia in balia di tutta una serie di eventi. No, insomma, il fine ultimo è quello di essere in qualche modo presenti a se stessi e riconnettersi, come dicevo prima, a quel sé, diciamo, superiore, che è la nostra versione più autentica e che è imprescindibile dalle situazioni concrete che ci possono influenzare quotidianamente. Guarda, mi aggancio pienamente. Dico un'altra massima, diciamo che non è mia, è di Alberto Ferrarini, il numero che ne sa tantissimo di numerologia. Lui dice: lo specchietto Mhm. retrovisore di una macchina, quando la guidi, Sì, ti può servire perché può vedere, ma non devi sempre guardare lo specchietto certo, retrovisore altrimenti perché ti perdi quello che hai certo. davanti e rischi di Sì. fare. Effettivamente è vero, cioè andare a cercare qualcosa del passato. Io pure ero un po' ostinato anni e anni addietro, adesso ho lasciato quindi perché mi perdevo il presente. Eh sì, è così. Qui mi chiedono se per caso conosci, vedi, persone serie che leggono i registri akashici in zona Bassano del Grappa, che è qui in No, Veneto, in ma realtà non così lontano, sei un po' il mio raggio di azione un po', ma in realtà sì, ci sono diverse persone che in qualche modo lo fanno. Ecco, c'è, c'è per esempio Ombretta Fontanini, che è una persona che io seguo e che risuona molto con me. Se andate a cercare, ha una sua, diciamo, scuola a cui si formano molte persone, in particolar modo appunto con alcuni percorsi di lettura dei registri. Quindi se cercate lei, magari ci sono delle persone che hanno fatto la sua scuola che in realtà con dei corsi specifici vivono insomma nei territori vicini a dove uno abita. Ehm, quindi sì, cioè, quella è un'esperienza che secondo me aiuta, ecco, aiuta chi ha in qualche modo dei blocchi, così come aiuta avere familiarità con appunto discipline, e giustamente citato tu la numerologia, perché credo, io qui ho vissuto proprio delle esperienze proprio unificanti, nel senso che sia guardando il tema numerologico, che sia guardando il tema astrologico, che sia guardandolo sotto altri punti, diciamo, di vista, tutto quanto converge verso un disegno, diciamo, dell'anima che corrisponde in tutti quanti i casi, con magari delle sfumature diverse a seconda della disciplina, ma la matrice è quella è. Quindi non bisogna rimanere aggrappati, sono degli strumenti di interpretazione che possono dare qualche aiuto nell'indicare la via verso la quale dobbiamo in qualche modo tendere.
così vanno presi, non in maniera totalizzante, perché è come quando con il telefonino passiamo in tutti i nostri viaggi a fotografare, poi tanto quelle fotografie rimangono nel digitale, manco le stampiamo, e in quel momento ci siamo persi il Abbiamo perso il piacere di avere presente. le mani libere e di goderci quello che ci circonda con tutti i cinque sensi, Sì. ecco perché siamo concentrati a usare una roba tecnologica che nulla aggiunge, ecco, quindi Mi associo e poi pienamente, guarda, è tutto Andrea. dentro di noi, quando guardiamo al cuore poi insomma tutto quanto viene da sé, quindi bisogna solo rimuovere un po' di resistenze che giustamente tutti noi abbiamo. Eccolo qua un attimo, perché mi ha fatto una precisazione Roberto, dice: nel caso qualcosa o qualcuno ci chieda conto, sicuramente ci chiederà conto non di quello che abbiamo fatto, ma di tutto quello che, avendone l'opportunità nel bene, non abbiamo No, fatto, assolutamente che d'accordo. abbiamo Quindi rinunciato, abbiamo abdicato, in effetti abbiamo sì, lasciato e abbiamo perso, quindi, e quello non torna più. no. Carissimo Andrea, abbiamo ancora 4 minuti. E io, che dire, abiti un posto magico, c'era Maurizio prima, chiedeva se ci sono mini appartamenti da comprare, che viene a abitare lì in questo tuo Sì. comune, quindi a Beh, io prescindere. come dico sempre, vi accolgo, diciamo, a braccia aperte. Mm, Questo è un luogo, sì, devo mm. dire, straordinario, e devo dire che io sono sempre grato ai miei cittadini e alle mie cittadine per avermi dato questa opportunità, ma credo anche che fosse, diciamo, scritto un po' nel mio destino, e penso anche che veramente un po' l'arcangelo in qualche modo metta nei posti di presidio, questo veramente lo dico con tutta l'umiltà, diciamo, che è necessaria, però proprio nei momenti in cui c'è più bisogno, ecco, di presidiare certi luoghi. Sicuramente, ne sono convinto E anch'io. E, quindi sì, sì. E volevo aggiungere io, se ascoltiamo il grande, vedi i vuoti di memoria che mi arrivano, comunque ha scritto delle canzoni stupende. eh, mm, Faccio prima dire le canzoni così sono sicure. Eh, sì, Battiato, ecco, vedi, sì, che l'ho fatto grande ascoltare Battiato. anche prima per dire, è Sì. una canzone dove dice tutto è scritto, e un'altra Mhm, torneremo ancora. mhm. Ascoltatele con un attimino di riflessione e ci rendiamo conto che effettivamente quanto poco per stare bene un po' tutti. Vabbè, questi sono i percorsi che abbiamo Sì. da superare, in E primis. poi, se mi consenti di dire, Sì. ecco, io sono sempre stato molto devoto, diciamo, all'arte, alla cultura in generale, ecco, quella sarà una delle chiavi, diciamo, del nuovo mondo, quindi gli artisti hanno delle chiavi di interpretazione, diciamo, differenti, anche molto visionarie, che guardano oltre, quindi se avete sensibilità per l'arte, abbracciatela, e fate emergere, l'appello è quello a far emergere, insomma, anche le sensibilità artistiche che sono dentro di noi, perché quello sarà una veramente delle chiavi di interpretazione e di realizzazione della nuova terra. L'arte, come anche la bella musica, Sì, sì, perché l'arte in generale, sì, ecco, in quel la senso lì, qualsiasi percepisci sia la appunto le disciplina. frequenze, quello che quando ti avvicini a qualcosa di bello, percepisci che c'è qualcosa proprio dentro che risuona, che vibra, eh, e dobbiamo fare attenzione perché vabbè, anche questa, diciamo, è una frase fatta chi dice il maligno, il male e quant'altro cerca di Mm. abbassare le nostre frequenze, e sta a noi invece tenerle alte, perché a volte anche una forma, diciamo, la depressione, per dire, è un abbassamento delle frequenze del nostro Ah, sì. corpo, del nostro pensiero, e lì trovano gioco fertile tantissime cose, oltre che la Mm. negatività spirituale, diciamo, anche quella della salute, perché il corpo perde le difese quando si Certo. abbassano le frequenze. Quindi, Assolutamente sì. Infatti il tema è vibrare col cuore, con il corpo, con la mente, insomma, e con certo, tutti i nostri corpi, tra virgolette, a frequenze ben più alte. Poi bene. tutto il resto viene da sé.
Andrea, io ti ringrazio di cuore, abbiamo un minutino per la chiusura, poi devo chiudere anch'io per dare spazio poi all'altro conduttore qui, perché Certo. siamo tutti, diciamo, volontari e siamo da Mhm. soli, facciamo sia regia che altro, quindi segui a destra e a sinistra, qualche Immagino. messaggio sicuramente mi è scappato, chiedo venia, però insomma è così. Quindi No, grazie, grazie grazie proprio a di cuore te, Andrea. grazie alla vostra radio, grazie veramente anche al coraggio per affrontare una serie di temi e grazie a tutte e tutti coloro che Mm. ascoltano la vostra radio e che ascoltano soprattutto con, appunto, con cuore sincero. Questo cambierà sicuramente il nostro futuro e quello di Gaia che insomma ci sta ospitando e sta attraversando il suo passaggio cruciale, ecco, Ecco. verso la quinta dimensione. Quindi grazie veramente alla vostra comunità e a questo momento di confronto. Grazie ancora, un buon a risentirci, buona domenica e buona festa della donna e un ricordo di tutte le donne che dura 365 giorni. Grazie ancora Andrea Assolutamente. e un a Un risentirci, abbraccio a tutte sai. e a tutti. Un A te. abbraccione Ciao. forte, grazie, grazie. Allora, abbiamo avuto modo di sentire il pensiero di Andrea Archinà, che è il sindaco appunto del comune di Avigliana, Torino. Un grazie di cuore. Adesso una